Buongiorno a tutti e grazie davvero per questo invito. Avanti, dietro. Per me è davvero un piacere sempre condividere questa esperienza con chi poi le mani nella pasta tutti i giorni e vedere da vicino le cose di cui noi ci occupiamo. Brevemente cercherò di stare nei miei 20 minuti raccontandovi quello che appunto noi osserviamo da 30 anni. Abbiamo fatto 30 anni di storia come Clean Clothes Campaign, abbiamo fatto una festa ad Amsterdam la settimana scorsa per festeggiare proprio 30 anni di lavoro a difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che naturalmente nel corso di questi ultimi appunto 30-40 anni sono stati principalmente vittime di situazioni di grave ingiustizia e diseguaglianza, anche perché, come sappiamo benissimo tutti, la produzione, il sistema di business diciamo, ha subito dei cambiamenti strutturali epocali, quindi non dico nulla di nuovo, insomma, le delocalizzazioni, gli spostamenti delle produzioni. Noi siamo nati con una campagna diciamo così, a tutela dei diritti dei più vulnerabili, i famosi lavoratori del sud, fatemelo dire così, anche se è una definizione secondo me ormai un po' impropria, un po' vetusta, no? Però se vogliamo parlare di sud del mondo. La Clean Clothes Campaign lavora appunto con tante organizzazioni, più di 200 in tutto il pianeta, fatte di avvocates, ONG, sindacati, difensori dei diritti umani. Noi siamo definibili anche per il capitolo sotto il capitolo dei difensori dei diritti umani, e in Italia, in particolare nei paesi europei, siamo quelli che difendono chi difende i diritti umani nei paesi di produzione. Perché dobbiamo fare questo? Vi chiederete voi. Perché il nostro lavoro parte proprio così, parte con un lavoro investigativo di ricerca nel lontano fine degli anni '80, appunto, quando scoprimmo i primi casi drammatici appunto di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, soprattutto nel settore, e trovammo appunto cose che troviamo tuttora, però violazioni che possiamo assolutamente definire violazioni dei diritti umani fondamentali. Quindi non stiamo parlando di probabilmente la gamma delle violazioni è molto vasta in termini di profondità, gravità e come dire varietà diciamo delle convenzioni ILO, sono le più importanti che noi troviamo sul campo costantemente, diciamo così, non rispettate. Però ci troviamo davvero di fronte a una situazione che negli anni si è decisamente stratificata e diffusa, di, come dire, possiamo chiamarlo paraschiavitù, condizioni di lavoro paraschiavistico, che chiaramente hanno preso corpo, hanno preso piede in paesi dove naturalmente le infrastrutture, chiamiamole così, democratiche, le regole erano e sono tuttora, tardano a venire o sono, diciamo così, molto molto fragili rispetto a quelle che sarebbero le esigenze di cittadini che hanno bisogno di essere protetti dai loro stati. Però che succede? Perché oggi facciamo un viaggio brevissimo, vorrei fare con voi questo viaggio perché noi siamo partiti occupandoci degli altri, no? Di cosa succedeva fuori, quindi in Asia prevalentemente, dove la produzione, come sapete, soprattutto della fast fashion cosiddetta, no? Marchi sportivi, abbiamo i primi grandi marchi, no? Adidas, Nike, eccetera, ma anche i vari classici. Oggi magari do qualche numero per esempio su H&M, che tutti conosciamo, insomma, insieme a Zara e a Uniqlo, un altro big del mercato giapponese che ha appena approdato in Italia a prendere il suo primo store a Milano. Appunto fanno la storia della moda veloce, quella moda usa e getta, appunto, che ha bisogno di un certo tipo di struttura produttiva. E quindi siamo andati a finire, ci siamo occupati di questi migliaia di lavoratori, per dare due numeri, no? Parliamo di settore, ci dice che questo ritorno a casa in realtà è un ritorno condizionato, appunto, o meglio favorito da questo tipo di politiche, che sono politiche molto attrattive, che di fatto stanno livellando verso il basso le condizioni di vita e di lavoro anche qui. Questa è la definizione, dicevo prima, del salario dignitoso. E una pillola: abbiamo recentemente fatto un lavoro di inchiesta, abbiamo mandato a 20 brand mondiali molto importanti, per l'Italia l'abbiamo mandato a Gucci, che tra l'altro non è neanche più un brand italiano, perché come sappiamo Gucci fa parte del gruppo Kering, che fa parte è un gigante francese, quindi anche qui bisognerebbe andare a capire come si sta modificando appunto la mappatura, la geografia anche del lusso e degli assetti societari, perché parlare ancora oggi di Made in Italy diventa una questione molto complessa, perché bisogna capire, Made in Italy è qualcosa che appartiene a un italiano? Allora dovremmo andare a ragionare sugli assetti societari. Made in Italy di chi lo fa?
in Italia, allora dovremmo ragionare degli assetti produttivi, e mi riferisco alla pièce teatrale di prima, molto interessante, mi è piaciuta moltissimo, grazie per aver tradotto in pochi minuti con un linguaggio così empatico studi anche difficili e complessi, anche noiosi, che noi facciamo, che magari la gente non ha voglia di leggere, però proprio questo è il punto. Possiamo ancora dire made in Italy, un prodotto che viene fatto in una filiera produttiva che è dislocata in tutto il mondo, magari un pezzo in Europa dell'Est, un pezzo in Sud Italia, che ha un proprietario francese, di cui una parte la creatività è fatta sicuramente in Italia o magari appunto in Francia, per cui tutta la parte alta della filiera, quella del valore aggiunto significativo, con un brandizzabile come made in davvero, ma poi prodotto in Albania magari a costi albanesi e magari parzialmente in Italia a costi italiani che competono con quelli albanesi. Bisogna che ci spieghiamo, bisogna che secondo me usciamo da questa logica anche un po' ingannevole, per cui poi questo Made in Italy non solo perde di senso, ma rischia di diventare un veicolo puramente linguistico per veicolare un immaginario che però non esiste più, in cui questo ancoraggio ai territori, a una tradizione manifatturiera importante come quella dell'Italia, che dal mio punto di vista andrebbe assolutamente tutelata, se naturalmente significa tutelare i territori, tutelare le competenze, ma anche tutelare la dignità di tutti. Ecco, tutto questo ragionamento io mi chiedo, noi ci chiediamo tutti i giorni dove va a finire all'interno di questa nuova riorganizzazione produttiva, nuova neanche tanto perché ha 40 anni di storia, che comunque sta di fatto frammentando, distruggendo, drenando non soltanto diritti, non soltanto ricchezza a chi produce la ricchezza e non se la trova mai in tasca perché viene tutta esportata, ma sta drenando anche competenze, bellezza, estetica, no? Naturalmente diciamo, questo viaggio, questo reshoring poi atterra in Italia, atterra vicino a casa nostra. Noi nelle ultime indagini che abbiamo fatto, anche questo lo sapete meglio di me, abbiamo puntato un po' il dito su questa vicenda dei contratti pirata, che è una vicenda molto grave, preoccupante. Ci sono stati recentemente anche degli articoli sulla stampa nazionale che hanno un po' sintetizzato la situazione. Eravamo incappati in questo tipo di accordi diversi anni fa, quando facemmo la nostra prima indagine sul livello salariale in Italia. Noi normalmente non facciamo indagini in Italia perché appunto ci siamo sempre occupati dei paesi terzi, ma ultimamente siamo stati appunto costretti anche noi a tornare un po' a casa e a vedere queste filiere poi dove finiscono e come incrociano anche un paese come il nostro di grande tradizione istituzionale, sindacale, dove c'è un welfare che, come dire, ha fatto la storia, no, all'interno delle democrazie europee e che rischia pesantemente e costantemente di essere in qualche maniera minato. Beh, il tema dei contratti pirata, cioè di quei contratti facili, diciamo così, fatti tra associazioni di comodo, datoriali e sindacali, quindi i cosiddetti sindacati gialli appunto di comodo, e associazioni di categoria altrettanto farlocche, naturalmente adesso sono quasi 1000 in Italia, mettono in seria discussione chiaramente quelli che invece sono le forme di contrattazione nazionali importanti e come dire che si basano su concetti di rappresentanza veri e che naturalmente dovrebbero e devono e tutelano i lavoratori nel momento in cui sono applicate. Questo è un fenomeno molto importante, sappiamo che va messo sotto osservazione e che a noi come campaigner dice una cosa, ci dice che appunto l'Italia, buon titolo, fa parte esattamente come gli altri paesi, come la Serbia, come il Bangladesh, come il Myanmar, di questo gioco, di questa rete globale, offrendo anch'essa delle condizioni sempre più competitive. Questo è il frutto di questo ragionamento, naturalmente. Cosa significa Made in Italy oggi? Lo dicevo prima, questo è un tema molto importante. Io credo anche che per essere riabilitato con tutte le verità si possono raccontare nel momento in cui sono ancorate ai fatti e soprattutto nel momento in cui si decostruiscono le falsità. Quindi secondo me andrebbe decostruito un ragionamento ormai un po' confuso, ripeto, un po' manipolatorio e forse anche un po' strumentale sul Made in Italy, per capire oggi che cosa vuol dire ripensarlo davvero un Made in Italy, a partire dal mio punto di vista da una nuova ridefinizione di regole. Quali sono gli effetti di questa situazione che noi vediamo? Tra l'altro io ho la fortuna, neanche tanto, perché vi assicuro che non è divertente occuparsi di... Quanto manca? Ho già parlato 20 minuti, diciamo... 3 minuti mi lascia? Sì. Mi occupo, dicevo...
mi occupo anche di violazione dei diritti umani davvero, nel senso che non ci occupiamo soltanto delle dichiarazioni, non facciamo solo le inchieste sul campo, non riportiamo solo dei dati aggregati, noi andiamo nelle fabbriche, incontriamo i lavoratori, i loro sindacati e ci facciamo un portavoce verso i consumatori, perché abbiamo questo compito di fare pressione attraverso la leva del consumo. Andiamo a bussare alle porte dei più forti, i più forti sono le grandi multinazionali, per dirgli: signori, guardate che sta succedendo questo nella nostra catena del valore, vogliamo parlarne? Se vogliamo parlarne siamo disponibili e siamo molto lieti di portarvi quello che i lavoratori ci chiedono e di supportare le loro richieste. Se non vogliamo parlarne, allora noi siamo costretti a fare le campagne pubbliche. Questo è un po' il nostro ruolo di osservatori. Che cosa produce allora questa situazione? Produce appunto una situazione, come dicevo prima, di povertà strutturale, cioè i lavoratori del tessile, abbigliamento, moda nel mondo sono lavoratori poveri, quindi vivono al di sotto delle soglie di povertà, e questo sta accadendo anche in Italia, nei segmenti bassi, grigi, neri, dove c'è continuità tra economia legale e illegale della filiera. Non solo, si produce il fatto che ci sono dei paesi interi condannati alla povertà funzionale. È chiaro che se io sono un paese come il Bangladesh o come la Serbia, tra l'altro gloriosamente, storicamente i Balcani hanno delle importanti industrie tessili anche verticalizzate, ma se sono costretta oggi, grazie alle dinamiche del commercio internazionale, a produrre solo delle segmentate funzioni manufatturiere molto semplici a basso valore aggiunto per i marchi globali che poi drenano i prodotti e li riesportano sui mercati internazionali, io sono condannato come paese alla povertà. E naturalmente la violazione costante di tutti i diritti è la conseguenza ovvia di tutto questo sistema, no? Quindi non dico nulla di nuovo. La scarsa sicurezza, naturalmente qui c'era una plaza di cui non dico nulla, sapete tutto. Perché tutto questo accade? E qui cerco di essere veramente di chiudere. Accade perché questo tipo di struttura, di modello di business produce dicevo prima, della simmetria di potere che per cui i grandi leader del mercato, che sono le aziende distributrici, oggi anche le piattaforme digitali, mi riferisco ad Amazon per esempio, a tutti quelli come questi signori che stanno acquisendo un potere drammaticamente importante nelle catene globali del valore della fornitura, ma anche i marchi, quindi marchi, distributori e piattaforme, di fatto definiscono le pratiche di acquisto. Quindi se io definisco i prezzi di acquisto di un prodotto e li tengo al ribasso, io produco a cascata sulla catena di fornitura delle condizioni devastanti. Questo lo sapete meglio di me perché siete forse anche parte di questo gioco e quindi di fatto ne pagate anche voi le conseguenze. Naturalmente vige un sistema generale di impunità, non esiste nessuno che può, a livello globale non esiste ancora un tribunale che possa in qualche maniera condannare un'impresa multinazionale per danni e violazioni dei diritti umani avvenuti in un paese terzo. I sistemi di monitoraggio sono carenti. Un cenno brevissimo: abbiamo fatto un ultimo rapporto sui sistemi di certificazione sociale, sul fatto che sono del tutto inadeguati a rilevare i problemi e le violazioni di cui noi ci occupiamo, e che anzi spesso sono solo orientati a tenere in piedi un sistema reputazionale per le imprese che li commissionano, in una logica assolutamente autoreferenziale, peraltro di non indipendenza e terzietà. E naturalmente tutto questo, la mancanza di trasparenza totale delle catene di produzione. Noi, una delle nostre campagne è chiedere la trasparenza obbligatoria sulle catene di produzione, producono il fatto che, insieme al fatto che mancano totalmente regole vincolanti per le imprese committenti, ma per tutto il sistema, ecco che si produce la situazione in cui le violazioni di cui ho parlato sono assolutamente all'ordine del giorno e sono strutturali. Quindi mancanza di regole, prezzi d'acquisto assolutamente capestro, politiche salariali di moderazione. La cosa molto importante è che queste cose non avvengono soltanto perché i committenti si muovono in un certo modo, ma anche perché i governi adottano politiche, diciamo così, attrattive, che favoriscono per esempio la fissazione di salari minimi legali troppo bassi. Questa è una scelta. Io posso scegliere a che livello minimo fissare il salario minimo legale nel mio paese, naturalmente, no? Questo è frutto di negoziati e di confronto tra le parti sociali. Se io fisso dei minimi legali troppo bassi, sinceramente, volontariamente, al di sotto delle soglie di povertà, io sto producendo un sistema attrattivo per gli investitori che possono poi tranquillamente, per esempio, affermare di rispettare quello che è servito dai governi, ancorché appunto al di sotto dei livelli di vita. Chiudo con 3 battute, perché ci sarebbe da parlare una settimana. Che cosa dal nostro punto di vista bisogna fare? Dopo di me parleranno degli esperti che parleranno di soluzioni. Mi permetto di indicare
tre ambiti molto importanti di lavoro che dovrebbero vederci tratto tutti insieme a lavorare su questo fronte, avendo anche il coraggio di abbandonare delle certezze ormai del tutto frantumate dalla contemporanea crisi della nostra società, ma anche avendo il coraggio di affrontare il toro per le corna davvero e affrontare i problemi veri per il beneficio dei migliori e non dei peggiori, che normalmente poi abitano al mercato. Le tre grandi questioni di cui dobbiamo occuparci, ci dovremmo occupare, noi già ci occupiamo di questo in particolar modo, sono lavorare sul ripristinare un quadro di regole vincolanti per le imprese a livello globale, a livello europeo e a livello nazionale. Su questo c'è un lavoro molto importante da fare, per esempio sul tema della due diligence obbligatoria in materia di diritti umani, ma anche sul tema della trasparenza. Lavorare per modificare i rapporti di forza che informano le catene del valore, e quindi anche qui andare a ragionare su forme di accordi vincolanti di filiera. Cito solo quello sul Bangladesh, che è stato chiuso all'indomani del Rana Plaza come esempio, come modello oggi utilizzato da tantissimi governi e da istituzioni, un modello di riferimento perché contiene al suo interno elementi di sanzione e di vincolo per le imprese firmatarie che hanno di fatto costretto i marchi committenti a finanziare il risanamento delle imprese sulla sicurezza in Bangladesh. Non sarebbe avvenuto tutto questo se non fossimo stati in un contesto di vincolo e quindi di sanzione possibile. L'ultimo punto è abbandonare, combattere da questo punto di vista la privatizzazione in corso del controllo delle filiere del monitoraggio attraverso una pletora di enti certificatori che sono a loro volta un'industria, molto spesso appunto pagata dagli stessi che vogliono farsi controllare, quindi dovete spiegarmi dove sta l'elemento di terzietà e di indipendenza, e invece rimettere al centro una discussione molto attuale, molto importante, che invece rifinanzia e anzi amplia fortemente il ruolo degli ispettorati del lavoro pubblici e quindi il controllo del monitoraggio terzo indipendente di un governo. Qui in Italia naturalmente, ma anche favorire questi processi nei paesi terzi. Noi per esempio ci stiamo occupando in questo momento molto di Asia, di Pakistan, se non in particolare sul Pakistan dove c'è stata una tragedia terribile, peraltro in un'azienda certificata dalla Italiana Rina 2 mesi prima che esplodesse, quindi stiamo proprio lavorando su questo punto per cercare veramente di rimettere in ordine il dibattito. Basta certificazioni commerciali che di fatto alimentano un'industria molto fiorente senza portare modifiche sostanziali ai lavoratori. Riparliamo davvero di nuovo di regole del controllo pubblico. Grazie mille.